Da questo momento la catena produttiva è completamente automatizzata e l'intervento dell'operatore è solo di supervisione e di controllo. In questo modo la possibilità dell'errore umano nella lavorazione è praticamente azzerata. In base al tipo di lente richiesta, sia dal punto di vista della correzione che per il tipo di materiale da utilizzare, viene selezionato il semilavorato, al quale vengono applicati una pellicola di protezione e il perno di bloccaggio. Anche questa operazione, un tempo realizzata a mano, è gestita da macchine a controllo numerico. In attesa della lavorazione, per consentire al materiale di stabilizzarsi, le lenti vengono trasferite in un magazzino temporizzato, dal quale escono solo al termine di un adeguato tempo di riposo, in funzione dell'indice di rifrazione. Da qui, le lenti vengono trasferite alle linee di produzione. È questo il cuore tecnologico di Itallenti. Sistemi di lavorazione completamente automatizzati, dove le tradizionali patine per la costruzione delle lenti hanno lasciato il posto a utensili flex, che si adattano alla lente per ottenere il potere richiesto. Nelle 3 linee di produzione attualmente in funzione, la prima fase prevede la generazione delle curve, degli spessori e della geometria della lente. Da qui, le lenti vengono trasferite alla lucidatura. Al termine della linea di lavorazione, le lenti progressive freeform sono sottoposte alla marchiatura laser dei riferimenti per il montaggio. Dopo il lavaggio, ogni lente passa al vaglio del controllo cosmetico. Un operatore controlla visivamente che la lente non presenti graffi, difetti o anomalie, altrimenti non riscontrabili da un controllo automatizzato. Segue quindi il vero e proprio collaudo con la verifica di diametro, spessori e potere. Se i valori verificati corrispondono a quanto indicato nell'ordine, il prodotto viene indirizzato alla spedizione o, laddove siano richiesti, agli ulteriori trattamenti quali la colorazione, l'indurimento e l'antiriflesso. Per quest'ultimo, Itallenti si avvale di un processo di ultima generazione, super idrofobico, che attraverso l'applicazione di una micropellicola asportabile permette di ottenere un montaggio preciso, impedendo rotazioni della lente nelle fasi di sagomatura. Terminati i trattamenti, la lente viene sottoposta a un ulteriore collaudo. Per le lenti progressive, un braccio robotizzato stampa la tampografia della tracciatura che farà da guida nel montaggio. In uscita dal collaudo, le lenti vengono indirizzate al confezionamento o, nel caso in cui si siano riscontrate delle anomalie, a un ulteriore controllo manuale. Nella procedura di confezionamento, la macchina provvede all'elaborazione e alla stampa dell'etichetta, apre la bustina e vi inserisce la lente.